nuove relazioni, anche quelle più scomode. Parleremo questa sera di quelle con lo Stato. Siamo cristiani e cittadini di una comunità che si chiama Paese, quindi parleremo del concetto di autorità e come vivere questa relazione nella modalità di come Dio vuole che si viva. Benvenuti allo studio del venerdì. Siamo al capitolo 13 della lettera di Paolo ai Romani. Leggiamo il primo versetto che ci dà un po' la nota, il diapason di quello che in qualche modo discuteremo questa sera. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. A Lui interessa tutto ciò che facciamo. Il capitolo 12 ci ha presentato il come vivere le nostre relazioni con altri cristiani e con quelle con altri individui. Perfino le relazioni verso i nemici ci riguardano. Ora l'Apostolo tocca le dolenti note della relazione del cristiano con lo Stato. Ciò che a noi riguarda è come la misericordia di Dio trasforma anche il nostro atteggiamento verso le autorità governative. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori. Ogni persona, dirà Paolo. L'argomento trattato dall'Apostolo non riguarda il rapporto della Chiesa con lo Stato, quanto il rapporto del singolo con lo Stato. E quello che interessa nel suo contesto è come vivere all'interno del sistema, come essere dei buoni cristiani nel nostro paese, il paese che abitiamo. Lo stesso Gesù, incalzato in una discussione fortemente provocatoria, promossa da alcuni, poteva rispondere nel seguente modo leggendo il Vangelo di Luca al capitolo 20. Luca capitolo 20, costoro gli fecero una domanda. Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. Ci è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma egli, accortosi del loro tranello, disse: mostratemi un denaro di chi porta l'effigie e l'iscrizione. Ed essi dissero: di Cesare. Ed egli a loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Essi non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e, meravigliati della sua risposta, tacquero. Siamo dentro un sistema, apparteniamo ad una comunità che si chiama Stato, quindi connessi in una responsabilità e, avendo beneficiato anche della misericordia di Dio, possiamo agire con delle nuove coordinate di partecipazione e azione per il bene comune. Mostratemi un denaro, dirà Gesù. A volte lo dimentichiamo. Gesù ricorda loro che avevano una responsabilità proprio verso lo Stato, quello di Cesare, e l'Apostolo andrà anche nei dettagli della necessaria responsabilità. Leggiamo questa sera Romani capitolo 13, i primi 7 versetti. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
rendete a ciascuno quello che gli è dovuto. L'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi è la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Vogliamo pregare. Signore, ci rendiamo conto che siamo connessi in una realtà molto grande. Siamo connessi all'interno della tua creazione, Signore, che è una creazione perfetta, è una creazione che è stata curata nei minimi dettagli. È subentrato il peccato, Signore, che in qualche modo ha distorto il cuore dell'uomo e tutto quello che era intorno a lui. Pertanto qual è la nostra sfida questa sera? È cercare di trasformare tutto quello che è distorto, di intervenire laddove c'è l'ingiustizia, poter dire una parola costruttiva, poter agire, Signore, per tuo conto, imparare a vivere in sottomissione a te e anche allo Stato, ma anche il privilegio e la possibilità di dire, la responsabilità di dire allo Stato come migliorare, come essere efficiente, come impattare in questa realtà. Sono temi complessi, siamo davanti anche a delle scelte politiche nelle prossime ore. Dona saggezza, Signore. Guida queste autorità, perché sono ministri tuoi. Donaci anche la responsabilità di pregare per loro e di agire per conto tuo. Grazie per questa parola che apre uno spiraglio, dà delle indicazioni anche in questi contesti, dove c'è bisogno della tua grazia, dove c'è bisogno di te, Signore, perché si amministri l'autorità come tu vuoi. Pertanto, Signore, chiediamo che questo tempo sia un tempo ricco, benedetto e guidato da te, nel nome di Gesù. Amen. 3 sono le ragioni che nutrono la relazione con lo Stato. Perché è giusto. Le autorità che esistono ad ogni livello sono stabilite da Dio, dirà Paolo. Paolo sottolinea l'aspetto che esistono, significa che le nomina, le riconosce, le identifica in una comunità, sono necessarie. Ogni governo che esiste è meritevole di rispetto e sottomissione. Dio ha autorità su di loro, chiederà conto di ogni esercizio di autorità, ma il cristiano ha la propria responsabilità. Paolo aggiunge un particolare al versetto 5. Fatelo per motivo di coscienza. Riconosci, detto in termini esortativi, riconosci il ruolo che Dio ha affidato allo Stato. Perché è giusto. La seconda ragione è perché è saggio. È Dio che ha progettato la società umana in queste modalità. Versetto 3 e 4. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Sono lì per le opere cattive. Le autorità sono lì per uno scopo. Sono lì per consentirci di vivere in una comunità che favorisca la buona convivenza. Se si distingue il bene dal male, allora è buono e saggio. Siamo consapevoli che non sempre si percepisce questa distinzione, ma aiutano e consentono di vivere meglio. Spesso si parla di città
nella nostra amata Italia, nelle quali si vive meglio. C'è una sorta di classifica. Tra l'altro il Friuli ha diverse città ai primi posti nella qualità della vita, e ce ne sono altre invece che la qualità della vita non è un granché, o un po' meno, dai primi agli ultimi. E così si percepisce in queste città la paura, l'insicurezza, non si esce di sera, si è abbastanza chiusi in casa. Si vive nella paura. Pertanto la responsabilità del singolo è quella di rendere migliore quel luogo e partecipare al suo miglioramento. Leggiamo cosa è scritto in Geremia capitolo 29 versetto 7. Cercate il bene della città, cercatelo, dove io vi ho fatti deportare, pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Perfino in un contesto di schiavitù, cercare il bene della città. Anche in quella circostanza, nonostante fossero schiavi e vittime di uno Stato oppressore, Dio rimaneva in controllo e sopra quelle autorità che stavano schiacciando una comunità, un popolo. Versetto 4. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi perché egli non porta la spada invano. La spada rappresenta il potere di punire chi sbaglia con sanzioni, multe, ne ho prese pure io qualcuna in questi giorni, sono sanzioni amministrative e provvedimenti penali, e in quella circostanza era prevista anche la pena di morte. Non sarebbe un caos se tutti portassero la spada? Proviamo a mettere una spada a ciascuno di noi. Se tutti amministrassero la giustizia, quale giustizia? E di chi è la giustizia? Qual è la fonte, la norma che regolerà l'uso di questa spada? Il piano di Dio è che solo alcuni portino la spada, in modo tale che ci sia ordine sociale. Lasciamo che chi è preparato o è preposto lo faccia, e la nostra preghiera e partecipazione è che lo faccia bene. La sottomissione all'autorità serve anche a riconoscere l'ordine sociale nel quale ci siano persone preposte per questo compito. La terza ragione quale potrebbe essere? Perché è buono che ci siano. Si dedicano al buon governo, almeno questo è il motivo che dovrebbe motivare le loro decisioni, le scelte per il bene della comunità che rappresentano. Come si partecipa al loro governo? Versetti 6 e 7. Perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quello che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi è la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Si partecipa nel rendere a ciascuno quel che è dovuto. Che differenza c'è? Proviamo a vedere se troviamo un'immagine che possiamo far vedere. Che differenza c'è tra l'imposta, la tassa o i contributi? Nel sistema tributario attuale sono tributi distinti che servono a scopi diversi. Vedete? Il diritto tributario in realtà si fonda su questi tre elementi: la suddivisione del tributo in imposte, che non sono le finestre, le tasse, e poi c'è il contributo. L'imposta è un prelievo da parte dell'ente impositore in base alla capacità contributiva. Almeno si tiene di massima questo principio. Il suo scopo è quello di creare il gettito fiscale per finanziare i servizi, si chiamano indivisibili, quelli a disposizione di tutti. Per esempio l'istruzione è un servizio indivisibile, la sanità è un servizio indivisibile, la sicurezza
è un servizio indivisibile. Poi andiamo alle tasse, e invece sono somme di denaro versate dai contribuenti in cambio di servizi specifici. La Tari, per esempio, finanzia lo smaltimento dei rifiuti, le tasse scolastiche per coprire i costi dell'istruzione pubblica, il ticket sanitario, i contributi. Sono un prelievo di denaro da parte dello Stato a determinati contribuenti che beneficiano obbligatoriamente di un servizio o di un bene pubblico. Versamenti corrisposti all'INPS per la futura pensione. Questo è un contributo che sarà dato a me, a te, e quello va preso, va versato. Oneri di urbanizzazione. Chi edifica una casa, costruisce, amplia, corrisponde una somma di denaro per questi fini. Il sistema tributario romano prevedeva qualcosa di simile, il tributum, che in quello attuale è l'insieme di imposte, proprio di tasse e di contributi. Sapeva distinguere il denaro che serviva per degli scopi specifici, anche finanziare le campagne di guerra, purtroppo, come anche garantire i servizi al singolo. Chi riscuoteva queste tasse? Ai tempi di Gesù, chi li riscuoteva queste tasse? I pubblicani. Potete immaginare quanto erano amati questi pubblicani? Perché le tasse venivano prese dalle province romane. E cosa si faceva? Anticipavano spesso loro la tassazione a Roma, però poi chiedevano ai cittadini gli interessi. E chissà quanti interessi. E Gesù da chi va? Proprio da loro. Anzi, cena con i pubblicani. Cena con delle persone corrotte. Pranza con delle persone corrotte. Ci dovrebbe far riflettere questo. Un breve accenno per dire che le tasse sono necessarie per qualunque società evoluta e complessa, come la nostra, e il loro scopo sono quelle di produrre ordine, benessere, vita comune. Paolo incoraggia ad amare il prossimo anche in questa modalità che non piace, ma è necessaria. Versetto 7. Rendete a ciascuno quello che gli è dovuto. L'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Rendete a ciascuno. C'è diversità. Era difficile per i cristiani ai tempi di Paolo pagare le tasse, come lo è per noi. Ma loro avevano altre difficoltà, dovevano anche adorare Cesare, dovevano piegarsi davanti a Cesare, perché lui era la divinità, l'autorità religiosa. Rendete a ciascuno. Il cristiano impara a dare il giusto peso allo Stato e a Dio. Li distingue, non li unisce, non li intreccia. La differenza è che a Dio appartiene tutto, perché le autorità sono da Dio. In un certo senso la sottomissione a questa sfumatura, possiamo dire, che andrebbe colta nel sottometterci allo Stato, quindi anche nel pagare le tasse, ci sottomettiamo a Dio stesso. Mi sono chiesto cosa implica il rendere a ciascuno anche in relazione alla responsabilità politica che ogni cristiano ha in una società nella quale vive e partecipa. Nelle prossime 48 ore andremo a votare. Voteremo domenica mattina dalle 7 alle 23. Sono elezioni politiche, cioè sono elezioni che sono così importanti che dal 26 ci saranno nuove direttive, nuovi impulsi che bisogna dare alla nostra Italia.
Votiamo in un contesto di crisi economica, di guerra, di paura post-Covid. Votiamo in un clima di forte indifferenza e scetticismo. Tanti non vogliono neanche più andare a votare. Cosa faremo? Voteremo? Ce ne staremo a casa? Chi dobbiamo votare? Subentrano diverse idee che appartengono al nostro retaggio culturale, anche religioso, come anche ai valori che ci sono stati trasmessi nella famiglia. Di solito si seguono. Provo a descriverne almeno 4. Sto parlando adesso della posizione del cristiano in relazione allo Stato e alla vita pubblica. Indifferenza. L'indifferenza nasce da una visione dello Stato e della politica visti come corrotte e sotto il giudizio di Dio, perché tutto è stato corrotto dal peccato, pertanto i cristiani sono legittimati a disinteressarsi. Questo è un punto di vista, è un'osservazione, è una convinzione di alcuni cristiani. Di altri, separazione. La nascita dello Stato sarebbe avvenuta nel momento in cui è subentrato il peccato nel mondo e il suo scopo è preservare una realtà ormai decaduta. La vita politica sarebbe dominata dal peccato e i cristiani non dovrebbero essere coinvolti. Lutero aveva questa convinzione, come anche in generale i pietisti. Imitazione. Terzo aspetto. Lo Stato non avrebbe una propria identità, ma dovrebbe vivere di luce riflessa dalla Chiesa. La vita dello Stato deve riflettere quella della Chiesa. E poi c'è un quarto aspetto che vorrei condividervi. Trasformazione. La creazione sarebbe stata corrotta dal peccato in tutti i suoi aspetti e ciò nonostante la grazia di Dio in Cristo Gesù è intervenuta per riconciliare ogni realtà, compresa la politica. L'uomo investito del mandato divino si impegnerebbe, questo è un impegno, si impegnerebbe per la riconciliazione e la riforma di ogni realtà, non ultima la politica. Questo era il pensiero di altri riformatori e recentemente di Kuyper. Direi a questo punto andiamo a votare. Questo è il senso. Andiamo a votare. Prendiamoci l'impegno e la responsabilità di votare. Esprimiamo un parere, un'idea secondo i programmi che i vari gruppi politici hanno presentato, tenendo conto dei loro limiti, la difficoltà contingente di questo periodo, ma viviamo in un'ottica della trasformazione. La corruzione esiste, l'ingiustizia di casa, il non pagare le tasse e lo stile di vita di alcuni, ma tutto è nelle mani di un Dio sovrano che chiederà conto a tutti. Versetto 4. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Il testo ci dice le sue funzioni, ma anche i suoi limiti, perché è scritto anche al versetto 7, rendete a ciascuno quello che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Esistono pertanto ambiti nei quali l'autorità statale è legittimata nelle sue funzioni e altri ambiti nei quali essa non lo è. Pertanto, rientrando nel testo oggetto di riflessione, possiamo dire che i cristiani sono fortemente impegnati ad amare il prossimo in una maniera molto più ampia da come si pensa in altri ambiti. È una visione interessata, partecipativa, protesa a trasformare la realtà nella quale vive. Esiste, corrotta sì dal peccato, ma è anche la realtà creata da Dio al quale tutto gli appartiene e ove Cristo ha compiuto i suoi primi atti di riconciliazione ai fini della salvezza di chi crede e il ripristino della shalom, affinché chi crede in Lui, come dirà l'autore Giovanni, non perisca, ma abbia vita eterna. Si vive l'attesa
tra il già e non ancora, in un'ottica della trasformazione. Vorrei tentare di promuovere alcuni principi di responsabilità verso lo Stato e anche dire la responsabilità dello Stato verso i singoli. Rileggendo il versetto 1 possiamo dire: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. I versetti 1 e poi anche il 5 promuovono la sottomissione. Spesso è una parola che si esprime nella nostra visione solo in una direzione: sottomettersi, come se ci fosse una specie di dittatura. Sottomissione è anche ascolto, rispetto. Si potrebbe dire con un proverbio: non buttare l'acqua sporca con il bambino, piuttosto salviamo ciò che promuove il bene e la vita. Si ascolta e si recupera ciò che promuove la vita e la comunità, e in questo vaglio ci sono anche le tasse. Qualcuno potrebbe dire: ma siamo cittadini del cielo, lo leggiamo in Filippesi. È vero, lo siamo, il passaporto è pronto per i meriti di Cristo, ma mentre siamo qui sulla terra ci occupiamo di renderla migliore e trasformarla in un luogo più accogliente. Versetto 5: perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. La coscienza. La coscienza. La coscienza è un potente strumento che ci dà una direzione nel come agire anche nell'esercizio della sottomissione. Significa che non ci sottomettiamo solo per paura della punizione o della spada, come abbiamo letto prima, quindi pago le tasse per non avere un accertamento, ma agisco come cristiano e aggiungo un valore, quello della coscienza. Significa agire secondo coscienza anche quando la presenza dello Stato non c'è e ci legittimerebbe a fare ciò che ci pare. Insomma, un ottimo strumento per agire con responsabilità per il bene comune. Obbediamo di conseguenza a Dio con e senza la presenza dello Stato. La coscienza ci mette anche in una condizione nella quale mettere i limiti allo Stato quando esso ci fornisce altre indicazioni. Il rapporto quindi con l'autorità assume di conseguenza anche una connotazione di rispetto, di cortesia, di onore e di coscienza. Versetto 6: perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione, che cosa sono? Ministri di Dio. E in un certo senso il Deuteronomio torna alla nostra attenzione quando sono nominati i sacerdoti. Cioè Paolo sta dando una connotazione alle autorità di tutto rispetto. Ministri di Dio, ma forse era un buonista, ma Paolo non mi sembra tanto un buonista. Mi sembra una persona che quando c'è da dire... L'affermazione di Paolo, che li qualifica ministri di Dio, è fortemente significativa e controculturale nel suo tempo e nel nostro. Li vediamo come ministri di Dio? Eppure egli li qualifica così. Abbiamo principalmente esaminato la nostra responsabilità verso lo Stato. Esiste una responsabilità dello Stato verso i singoli e verso una comunità? Certamente sì. In primo luogo lo Stato si occupa di punire gli illeciti. Abbiamo letto che il magistrato non porta la spada in vano. Rileggiamo il versetto 4: perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa male, a chi fa il male. Le irregolarità, gli illeciti, i reati si puniscono nell'applicare la legge per quel tipo di omissione o di reato o di irregolarità. Ogni forma di illecito mina una società che si fonda su valori pacifici e di armoniosità.
L'uso della spada si riferisce all'esercizio dell'azione penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa, ovvero ogni atto volto a ripristinare l'armonia e la pace comunitaria. Versetto 4, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. In secondo luogo, lo Stato è impegnato a promuovere il bene. Paolo dice anche il tuo bene. È un'attenzione alla persona oltre che alla comunità. Lo scopo dello Stato è anche arrivare al singolo. Pensate ad una disabilità in famiglia. E che capita? Le difficoltà che si sperimentano nella gestione, il ricevere un sussidio, un aiuto in casa, un insegnante di sostegno in classe per un figlio disabile o con delle criticità nell'apprendimento, un'agevolazione fiscale per comprare un mezzo, la legge 104 o comunque altri articoli, esenzioni per prestazioni sanitarie. Tutto questo è anche il bene che lo Stato è in grado di produrre al singolo. In linea di principio lo Stato dovrebbe da una parte premiare il buon comportamento e dall'altra perseguire, punire, frenare, limitare il male. Quando si riceve un'onorificenza da un'autorità per un comportamento che ci ha distinti in una situazione particolare, è come se lo Stato stesse riconoscendo quell'atto e lo premia in un contesto pubblico. Infatti tutte le premiazioni avvengono nelle parate, nelle grandi manifestazioni, perché è giusto che chi sta lì guardi e riconosca, condivida quello che si sta vivendo. Come muoverci in un contesto nel quale uno Stato è deficitario nell'esercizio delle sue funzioni o che non tiene conto delle nostre esigenze, dato che dovrebbe essere impegnato anche per il bene del singolo? Ricordare che quell'organismo è nelle mani e nelle attenzioni e nel controllo di un Dio sovrano che è sopra tutto e tutti e chiederà conto a ciascuno del proprio comportamento. L'incredulità, l'ostinazione, a volte la violenza sono sotto il controllo di un Dio sovrano che attua i suoi propositi per raggiungere i suoi scopi. Quello che l'Apostolo ci vuole ricordare è che come cristiani, come cittadini cristiani, dovremmo essere disposti a partecipare pienamente alla vita civile in un'ottica della trasformazione, migliorare ciò che incontriamo. Paolo ci mostra l'aspetto positivo della funzione dello Stato e della nostra relazione con esso per un buon governo. Il pagare le tasse o le imposte, come l'Apostolo distinguerà, non significa solo pagare, ma interessarsi, partecipare alla vita pubblica. Il resto del capitolo sarà proteso ad evidenziare come l'amore per il prossimo, che sarà argomento della prossima sessione di studio, integra anche quello dell'amore verso lo Stato e direi, cosa molto più difficile, anche l'amore verso i nemici. Quelli li abbiamo trovati al capitolo precedente. Pertanto il concetto di amore è un concetto molto ampio, è un concetto di sacrificio, di guardare in una maniera più ampia ciò che è fuori dalle nostre vite. Il cristianesimo ci coinvolge in una relazione molto più ampia, che ci spinge in molte direzioni. Non è solo per noi stessi, quindi un intervento di Dio finalizzato alla mia o alla tua salvezza, quanto un'opera che ci spinge alla trasformazione che è fuori da noi stessi. Versetto 8 e concludo, che sarà l'inizio dello studio della prossima settimana. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Vi aspettiamo con questo spot al prossimo venerdì. Dio vi benedica grandemente.